Tifosi del Napoli, preparatevi a un'altra bomba. Dopo settimane di speculazioni, tutto sembra indicare che Jonathan David sia a un passo dall'indossare la maglia azzurra. Direttamente dal Belgio, le informazioni che arrivano sono chiare. Il Napoli sta per chiudere l'accordo con uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo. E la cosa più sorprendente? La Juventus, che fino ad allora era uno dei principali concorrenti, è ufficialmente fuori dai giochi. Metti subito un like al video, iscriviti al canale e attiva il campanellino. Perché quello che stiamo per dirti potrebbe cambiare per sempre l'attacco del Napoli. Il giornalista belga Sacha Tavolieri, esperto di calciomercato e fonte diretta di questa trattativa, ha confermato in un'intervista a Radio CRC che le prossime 24 ore saranno decisive per l'arrivo di Jonathan David al Napoli. Secondo lui, il giocatore canadese, che sta lasciando il Lille, è stato rassicurato dalla conferma di Antonio Conte alla guida tecnica, il che ha rafforzato il suo interesse per il progetto sportivo del club. Le trattative con i rappresentanti di David sono in fase finale e la conclusione dovrebbe avvenire tra lunedì e martedì. Se tutto andrà bene, il giocatore potrebbe essere annunciato già la prossima settimana. Dall'altra parte, la Juventus ha cercato di entrare nella disputa, con Cristiano Giuntoli che ha cercato di articolare una proposta. Ma secondo Tavolieri, i bianconeri non hanno al momento la struttura per portare avanti la trattativa e la distanza tra i due club è aumentata in modo significativo. In altre parole, la strada è aperta per il Napoli per agire e concretizzare questo acquisto strategico. Ora tutto dipende dalla risposta finale alla controfferta fatta dallo staff del giocatore, che è sul tavolo di Giovanni Manna. Jonathan David ha uno stile di gioco che offre nuove possibilità all'attacco azzurro. Non è un centravanti fisso come Lukaku, ma i suoi movimenti, la sua visione di gioco e la sua capacità di finalizzazione sono caratteristiche che si integrano perfettamente in un sistema offensivo versatile, come quello che Antonio Conte intende mettere in campo. Inoltre, la sua giovane età e la sua esperienza internazionale rendono questo possibile acquisto un investimento per il presente e per il futuro del Napoli. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, Jonathan David è il nome giusto per l'attacco azzurro? Pensate che possa essere il successore ideale di Osimhen e che possa integrarsi bene al fianco di Lukaku? Se anche il belga dovesse essere confermato? O preferireste un altro tipo di attaccante? Commentate qui sotto, vogliamo sapere la vostra opinione. E naturalmente, un super grazie per aver seguito fino alla fine questo video. Il calciomercato è in fermento e voi seguite tutto con noi. Alla prossima, e forza azzurri!